Buongiorno a tutti e buon inizio settimana, bentrovati con il consueto appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave. Oggi in studio a farvi compagnia con la lettura di alcune delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali ci sono io, Martina Reolon. Siamo a lunedì 2 novembre. Il tema al centro delle cronache è il nuovo DPCM, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e rispetto a quello che andremo a leggere sui giornali c'è un aggiornamento dell'ultima ora. Ieri si parlava dell'ipotesi coprifuoco alle 18, invece ora quello che emerge è l'ipotesi di un coprifuoco in tutta Italia dalle 21, e sarebbe questa l'ipotesi che va a realizzare un compromesso tra la richiesta di chiusura nazionale dalle 18 fatta da alcune regioni e le indicazioni del governo per restrizioni limitate alle aree in cui l'indice di contagio è più alto, e c'è anche la possibilità che la firma del nuovo DPCM arrivi domani e non nella giornata di oggi. Andremo comunque a leggere ora gli articoli pubblicati sui quotidiani locali a partire dal Gazzettino, facendo appunto conto che c'è questo ultimo aggiornamento pubblicato dall'ANSA. Il titolone proposto dal Gazzettino è la proposta tutti a casa dalle 18, le ipotesi all'esame del governo, coprifuoco in tutta Italia, limitazioni per chi ha più di 70 anni, i nodi, zone rosse e spostamenti tra regioni, scuola, lezioni online anche per le terze medie. E proprio perché ci sono diversi nodi da sciogliere, è probabile che la discussione vada avanti anche per tutta la giornata di oggi e che quindi la firma del nuovo decreto arrivi domani, come dicevamo appunto all'inizio della conferenza stampa. Governatori del nord, braccio di ferro sulle misure, siamo a pagina 2 del Gazzettino, no alle zone rosse, coprifuoco dalle 18, come dicevamo è più probabile che sia dalle 21, ma vedremo appunto come evolverà la discussione. Fontana non vuole chiudere Milano, le regioni, servono restrizioni nazionali, tensioni col governo, DPCM slitta domani appunto, ma sale al 16,3% il rapporto positivi tamponi. Il braccio di ferro di Giuseppe Conte con i presidenti di regione continua e alimenta la confusione nel governo, dove si intrecciano linee proposte, l'una contro e l'altra armata. Un frullatore di idee richiesta avviato nella mattinata di ieri e che proseguirà oggi con l'ennesimo incontro governo-regioni e poi con un nuovo giro con i capi delegazione. Tempi stretti ma solo sulla carta, visto che alle 12 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha promesso di recarsi alla Camera per raccontare cosa intende mettere nel DPCM prima di firmarlo. Un cambio di passo che avrebbe dovuto accompagnare la nascita di quella cabina di regia nella quale maggioranza e opposizione si sarebbero dovuti confrontare se non fosse che centrodestra ha respinto al mittente l'invito. Questo si legge nel Gazzettino. Per quanto riguarda quelle che si ipotizzano essere le nuove misure, confini tra regioni verso il blocco, licei e musei chiusi. Le misure allo studio, didattica da remoto alle superiori, stop ai ristoranti e pubblica amministrazione, smart working in Lombardia, Piemonte e Calabria. Questo è il titolone del Gazzettino. Per quanto riguarda la scuola, lezioni a distanza anche per seconde e terze medie. Il direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, professor Massimo Galli, ieri ha ricordato che secondo la rivista Lancet le scuole in 28 giorni aumentano del 24% l'indice riproduttivo di contagio, e l'ipotesi quindi è di estendere la didattica a distanza non solo appunto partendo dalle superiori, ma con l'ipotesi di estendere questa soluzione alle terze medie e nelle aree a rischio anche alle seconde. Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti, il livello dell'indice di contagio per definire le limitazioni. Sono due comunque gli scenari: bloccare lo spostamento da una qualsiasi regione all'altra, prevedere al contrario lo stop alle entrate e alle uscite nelle regioni con l'indice di trasmissione più alto come Lombardia e Piemonte. E poi ancora per gli ultrasettantenni si prospetta l'ipotesi di farli restare a casa. Lo hanno definito lockdown generazionale, lo scopo è proteggere la popolazione più anziana più gli ultra settantenni, quindi l'85,4% delle vittime per Covid in Italia aveva più di 70 anni. L'obbligo di restare a casa o di uscire solo per alcuni motivi legati a specifiche necessità risulta, secondo gli esperti, comunque di difficile applicazione. Quindi è tutto da vedere, insomma.
Per quanto riguarda il coprifuoco, divieto di uscire senza motivazione dopo le 18, anche questo dato, dicevamo prima, potrebbe essere esteso alle 21, dipenderà da come va avanti il braccio di ferro appunto tra governi e regioni e tra minoranza, tra maggioranza e minoranza al governo. Già varie regioni applicano il coprifuoco alle 23 o a mezzanotte, l'ipotesi su scala nazionale per limitare i contagi è di anticiparlo alle 6 del pomeriggio. Per quanto riguarda i territori, c'è l'ipotesi zone rosse su scala locale nelle province, zone rosse all'interno delle regioni, nelle province in cui il virus sta correndo più che altrove. Per quanto riguarda i trasporti, riduzione del 30% dei passeggeri su bus e metro. Sul fronte del trasporto pubblico, vero punto debole nel piano di prevenzione e di diffusione del virus, si punta a ridurre appunto del 30% i passeggeri che ogni giorno per ragioni di lavoro e di studio affollano i mezzi senza la garanzia del distanziamento. Per quanto riguarda il commercio, gli shopping center restano chiusi nei fine settimana, si parla quindi dei centri commerciali che normalmente appunto nei fine settimana riuniscono numerosi cittadini. E per quanto riguarda la profilassi, c'è l'ipotesi di accelerare per fare tamponi di massa. Improbabile che si possa arrivare al risultato della Slovacchia, che in 15 giorni vuole testare tutta la popolazione con i tamponi rapidi, però anche se non è inserito nel DPCM, il governo e le regioni ora puntano a un'accelerazione sul fronte dei tamponi. Per quelli molecolari l'obiettivo dei 200.000 al giorno è già stato raggiunto. Da oggi si punta anche a 100.000 antigenici per un totale di 300.000 test ogni 24 ore. Quindi 300.000 test in totale tra i test rapidi e quelli appunto antigenici. E gli alberghi per i positivi asintomatici, questa è anche una delle misure che sempre più regioni stanno decidendo di prendere, aprendo gli alberghi per destinarli ad ospitare i positivi asintomatici non in grado di restare nelle proprie abitazioni. E nella foto, per chi ci segue in video, c'è un hotel di Milano che si prepara appunto a questa evenienza. Per quanto riguarda il Veneto, il caso specifico della regione del Veneto, Zaia dice evitare il lockdown ma sì a misure anti-RES. L'invito al gioco di squadra, le scelte nazionali decidiamole tutte insieme. La critica ai virologi in TV, intollerabile che dicano tutto e il contrario di tutto, sottolinea appunto il presidente Zaia in questo articolo di Alda Vanzan. Vediamo un po' più nel dettaglio. Luca Zaia ribadisce che la sua contrarietà a un nuovo lockdown non è sostenibile, non serve. In Veneto la maggior parte sono asintomatici e la sanità è assolutamente sotto controllo, ma concorda con gli altri governatori di regione affinché le misure per il contenimento del contagio siano prese a livello nazionale, tanto da invitare tutti a fare squadra, e insiste, servono azioni precise contro gli assembramenti. Questo ha detto appunto il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Un filo comune c'è, diciamo, ed è che non possono esserci provvedimenti a macchia di leopardo con regioni che chiudono tutto e altre che tengono tutto aperto solo perché il livello centrale vorrebbe delegare gli enti territoriali a muoversi come meglio credono. Secondo quanto trapelato al termine della riunione, una riunione che è stata convocata ieri mattina dal ministro degli affari regionali Francesco Boccia, in cui è stato impegnato in videoconferenza anche Luca Zaia, l'orientamento sarebbe quello di creare una cornice nazionale. L'idea che sta prendendo piede a Roma è di stabilire il divieto di spostarsi da una regione all'altra, fissare ulteriori restrizioni per negozi, bar e ristoranti, ampliare per le scuole la didattica a distanza e prevedere lockdown locali. Se queste misure saranno recepite nel DPCM che il Premier Conte firmerà nelle prossime ore, potrebbero dunque scattare le zone rosse in alcune località. E in Veneto l'attenzione è concentrata su Belluno e Treviso, aree che più di tutte sono in tensione, per usare le parole dello stesso Zaia, ma dipende ovviamente dalla crescita della curva dei ricoveri. Per quanto riguarda il bollettino della regione Veneto, 13 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore e 15.504 i casi di contagio registrati in Veneto nell'ultima settimana. Le due province a rischio limitazioni in Veneto, parliamo appunto di Treviso e di Belluno. Per quanto riguarda Belluno c'è un articolo qui sul Gazzettino a firma di Andrea Zambenedetti, triste record a Belluno, meglio chiudere ora anziché a Natale, si legge nel titolo. Credo che per la nostra provincia sia meglio fare un sacrificio oggi che rischiare una chiusura totale a Natale. Questa avrebbe ripercussioni nefaste per il comparto del turismo. Mentre Belluno vive con angoscia la possibilità di
finire etichettata come zona rossa, il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, va controcorrente. Meglio chiudere adesso anziché poi sotto le feste. A poco meno di 100 giorni dai mondiali di sci di Cortina e a un mese dall'apertura della stagione turistica invernale, più di qualcuno teme che una chiusura generalizzata della provincia potrebbe avere effetti devastanti sull'economia locale, in particolare sul turismo. Una circostanza che ha addirittura spinto il prefetto di Belluno ad innalzare le misure antimafia proprio in relazione ai timori che le associazioni criminali possano approfittare di questo momento di difficoltà. Padrin spiega di essere contrario in questa fase a misure indiscriminate o ad applicare la zona rossa all'intera provincia, ma ammette anche la gravità della situazione che emerge dai numeri e dice appunto meglio chiudere adesso che non nel periodo di Natale. Poi all'interno nell'edizione appunto di Belluno del Gazzettino ci sono degli approfondimenti, andremo a leggerli a brevissimo. E infatti ci andiamo proprio subito. Andiamo a pagina 25 con appunto la prima relativa alla provincia di Belluno. Zona rossa, la provincia si ribella. Padrin e Massaro respingono l'ipotesi, meglio intervenire su singole aree, dicono. Ieri altri 2 morti in provincia e i positivi sono 1933. Andremo a leggere subito l'approfondimento. Per quanto riguarda i medici, ricordiamo che secondo quanto detto, sostenuto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i medici dovrebbero prendersi l'incarico di effettuare i tamponi e loro dicono sì, ma l'ULSS deve aiutarci, dicono i medici di base. Dopo andremo a leggere l'articolo. E poi ancora il vescovo, il vademecum, no processioni e messe brevi, un vademecum in cui ricordare le regole ai parroci e ai fedeli. A metterlo nero su bianco è stato il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Il religioso ha spiegato ai suoi prelati di ridurre i tempi delle celebrazioni di ogni santi o dei morti a non più di 20 o 30 minuti, suggerendo loro di ricordare ai fedeli ad ogni funzione che l'uscita deve avvenire in modo graduale, evitando affollamenti anche di poche persone per volta, appunto quando si esce dalle chiese. E ancora, un positivo all'Union Feltre, test per tutta la squadra. Parliamo in questo caso di sport. Giocatori convocati al drive-in di Belluno, derby in bilico, l'Union Feltre ferma per 10 giorni. Si sta materializzando lo scenario peggiore per la squadra dopo la sospetta positività di un giocatore che è stata confermata venerdì scorso. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ursuno Dolomiti non ha atteso il risultato del tampone molecolare previsto per oggi e ieri sera ha convocato al drive-in di Belluno dell'ospedale San Martino in funzione dalle 19 alle 7 tutti i componenti della squadra per praticare anche a loro il test rapido. Questo fa presagire uno stop di 10 giorni dell'intero gruppo allenato da Sandro Andreolla e quindi la conseguente modifica di un calendario che già è in continua evoluzione. Andiamo avanti nel leggere i lanci dalla prima. Ci sono anche ovviamente argomenti che non riguardano solo il Covid, festa di compleanno, multe e denunce. Parliamo del blitz in via Sottocastello a Belluno nella notte di Halloween, quindi fra il 31 ottobre e il 1 novembre, e ieri è stata presa anche la banda che progettava furti nelle case. Poi andremo ad approfondire la tematica, magari anche sul Corriere delle Alpi. Belluno, zona rossa, coro di no. Palazzo Piloni, interventi mirati ma non su scala provinciale, un lockdown a Natale da noi avrebbe effetti nefasti sul turismo. E il sindaco Jacopo Massaro dice in questa fase vanno individuati criteri univoci per stabilire misure differenziate su base locale. È chiaro che la preoccupazione c'è ed è innegabile, bisogna proteggere soprattutto le persone anziane e le persone più deboli, questa è la grande responsabilità che abbiamo tutti. Il numero di contagiati è altissimo, sono in gran parte asintomatici, ma tra loro ci sono anche ragazzi giovani. I miei timori sono legati soprattutto all'influenza invernale, quando ci sarà una sovrapposizione dei due problemi che rischiano di mettere in difficoltà un sistema sanitario fortemente sotto stress. A dirlo è il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin. In mattina si aggiorna nuovamente la conferenza Stato-Regioni e forse già in serata potrebbe arrivare il nuovo decreto. Tra le ipotesi circolate nei fine settimana quello di estendere la zona rossa a 4 regioni oltre alle province di Treviso e Belluno, una decisione che potrebbe dipendere dall'ormai famoso RT, cioè l'indice di contagio, un dato a disposizione del solo Istituto Superiore della Sanità su base provinciale. Ciò che è certo è che se in Veneto ci saranno delle zone rosse, per Belluno sarà difficile sperare di evitarle.
Il presidente della provincia analizza la situazione dei trasporti. Io sono favorevole ad abbassare il limite dall'80 al 50% di passeggeri nei mezzi pubblici. Sono dell'idea che il contagio dipenda in parte anche dal trasporto pubblico locale, non in aree come Belluno, sottolinea Padrin, ma nelle grandi città questo è un tema che va affrontato. Un periodo di lockdown lo vedo come un dramma, evitiamo di chiudere tutta la provincia, dice ancora Padrin. Prima si valutino interventi mirati sui singoli territori. Se c'è bisogno di condividere dei percorsi, noi siamo a disposizione. Oggi è prevista una manifestazione in piazza, comprendo lo stato d'animo di tutte le persone che in questo momento non possono svolgere il lavoro che amano, tutto però deve avvenire nel limite delle regole. Bisogna trovare il modo per aiutare queste persone. Ricordiamo infatti tra parentesi che la manifestazione delle 18:30 è organizzata da ristoratori e baristi, manifestazione in Piazza dei Martiri, e Padrin dico che è meglio fare un sacrificio oggi, un lockdown a Natale sarebbe devastante per il turismo. Il sindaco di Belluno Jacopo Massaro dice: occorrerebbe basare le scelte su indici predeterminati, misure progressive al variare di diversi valori. Al variare dell'indice di contagio, per esempio, decidere delle azioni su base provinciale o addirittura comunale. Questo garantirebbe una differenziazione più efficace su livello nazionale. A Belluno, per esempio, la chiusura dei ristoranti dopo le 18 è inefficace. Io continuo a chiedermi perché i grandi centri commerciali di domenica consentano l'accesso a interi nuclei familiari. Oggi però le vecchie regole potrebbero diventare solo un ricordo, e lo si legge nell'articolo di Andrea Zambenedetti. E ancora, i medici di base faremo i tamponi, l'ULSS ci fornisca ambienti adeguati. Anche i contrari pronti ad adeguarsi all'ordinanza della Regione del Veneto che impone di effettuare i test ai possibili contagiati. I nostri studi non sono laboratori di microbiologia, bisogna esentare almeno i colleghi con patologie. Obbedisco, dicono i medici di famiglia che da oggi sono tenuti a rispettare l'ordinanza con cui il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, impone loro di effettuare nei loro ambulatori test rapidi ai pazienti in odore di Covid. Un'ordinanza sottoscritta dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, ma contro cui i medici del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani sollevano forti perplessità. La richiesta che arriva è appunto quella di adeguare gli spazi. Non faremo tamponi nei nostri ambulatori, dice il dottor Gianluca Rossi, perché non siamo laboratori di microbiologia e abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri pazienti e la nostra. E poi ci sono le riflessioni di Rossi anche sui colleghi in difficoltà. Dovrebbero essere esentati da questa ordinanza i medici con patologie e quelli oltre una certa età. Lo faremo noi al posto loro, tornandoci nello spazio comune che l'ULSS avrà trovato. Infine osserva, sarebbero servite le famose USCA, cioè le unità speciali di continuità assistenziale, proposte in epoca Covid per evitare di replicare il modello della Lombardia. Ci spostiamo nel taglio basso di pagina e per quanto riguarda la situazione in provincia di Belluno, ieri si sono registrate purtroppo altre 2 vittime ed è contagiato un bellunese su 100. 97 persone ricoverate, una vittima e 1933 persone positive. Praticamente un residente ogni 100 attualmente combatte con il coronavirus. Quasi tutti asintomatici, chiaramente e fortunatamente, ma anche la pressione sulle strutture inizia a farsi sentire, si legge nell'articolo del Gazzettino. Anche perché, come ampiamente spiegato in queste settimane dai vertici della sanità locale, il rischio è che per assistere i malati di Covid sia necessario interrompere gli altri servizi. La prima mossa della regione è stata la creazione di ospedali di comunità. Ad Agordo il primo ad abbassare la serranda è stato il reparto di ortopedia interamente dirottato su Feltre e Belluno, quindi sono reparti che sono stati convertiti per accogliere i pazienti Covid. I pazienti sono quasi a quota 100 in tutta la realtà provinciale e sono 4 quelli che lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Belluno. E nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre sono deceduti una paziente Covid positiva di anni 87 ricoverata in geriatria Covid a Belluno e un paziente Covid positivo di 99 anni ricoverato in pneumologia Covid a Feltre, portando il numero totale delle vittime in provincia di Belluno da inizio epidemia, quindi dal 21 febbraio scorso, siamo a quota 143, purtroppo un numero alto.
Con questo articolo chiudiamo e passiamo al Corriere delle Alpi e leggiamo anche cosa riporta l'altro quotidiano locale. Ecco la prima pagina, scatta il coprifuoco serale, la seconda ondata, stretta nazionale sugli orari dei negozi e sugli spostamenti che saranno possibili solo per comprovati motivi, e l'approfondimento alle pagine 2 e 3. Leggevamo prima proprio quelle che sono le misure che molto probabilmente saranno attuate. La foto di copertina è dedicata alle dichiarazioni di Massaro e Padrin, appello ai cittadini, occorre essere responsabili. E ancora c'è una testimonianza, un articolo che riporta una testimonianza, pagina 8, dopo 8 mesi dalla malattia, la lenta ripresa di un cadorino, che racconta la sua lunga convalescenza e la ripresa di una vita normale. E poi ancora altri lanci dalla prima, parliamo del turismo in questo caso, chiusa la stagione degli alberghi, incognite e timori per le riaperture. Qualche rifugio resta aperto nei fine settimana, è stata una lunga estate con molti turisti anche se i conti restano in rosso rispetto agli anni precedenti. E per quanto riguarda le cerimonie che si sono svolte ieri, le cerimonie di Ognissanti, sono state cerimonie sobrie di comuni e ampi e migliaia in visita nei cimiteri. Andiamo quindi all'interno per leggere qualche appunto notizia anche sul Corriere delle Alpi. Andiamo a pagina 7, dove anche qui ci sono le dichiarazioni del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che dice no al lockdown totale, decida Conte. Il Veneto vuole evitare di chiudere le province di Belluno e Treviso che hanno il record di contagi. Le vittime salgono a 2422. Parliamo ovviamente di dato che riguarda la regione del Veneto, nell'articolo di Albino Salmaso. Più 13 persone decedute ieri, sull'altro ieri, quindi nella giornata di domenica su sabato, si sono registrate ulteriori 13 vittime per un totale di 2422 in Veneto, considerando tutto il periodo dell'epidemia, quindi dallo scoppio della pandemia dal 21 febbraio di quest'anno. Andiamo avanti. Ecco qui a pagina 8 c'è la testimonianza di cui leggevamo prima, la testimonianza di uno dei primi ricoverati per Covid in provincia. Tornato a casa pensavo di fare il Mennea, ma per diverso tempo mi mancava il fiato. L'articolo è di Paola Dallanese, che ha raccolto appunto la testimonianza di questo cadorino che sta ancora affrontando la ripresa. Attendo a giorni la visita di controllo in pneumologia, ma mi sento bene anche se nelle prime settimane la ripresa è stata dura. A quasi 8 mesi di distanza da quel 10 marzo, quando sono comparsi i primi sintomi del coronavirus e dopo il ricovero a San Martino in condizioni piuttosto gravi, oggi lo speaker e atleta cadorino over 60, tra i primi ad ammalarsi in provincia, racconta com'è stata la sua ripresa da quella che molti definiscono una bestia subdola e brutta. Contattiamo il signor Giovanni, il Corriere utilizza ovviamente un nome di fantasia per rispetto della privacy, ed è stato contattato da Paola Dallanese mentre stava passeggiando tranquillamente e in solitaria tra i boschi del Cadore. Era stato intervistato nell'aprile scorso, qualche giorno dopo le sue dimissioni dal riporto Covid dell'ospedale di Belluno, dove era rimasto 16 giorni sotto ossigenoterapia per una grave difficoltà respiratoria. E il signor Giovanni, dopo aver trascorso 50 giorni tra casa, ospedale e quarantena ancora a casa, appena è stato possibile, ha cercato di tornare alle sue attività normali. E siccome sono uno sportivo e anche un ottimista, sottolinea, ho incominciato subito le mie camminate tra i boschi. Pensavo di poter fare subito il Mennea della situazione e così mi sono incamminato su un percorso abbastanza irto, come ero solito fare prima di ammalarmi. Dopo appena una decina di metri, i polmoni hanno iniziato a gridare vendetta, dice scherzando anche il signore. Sembrava di essere sul K2, almeno secondo i racconti di alcuni miei amici che la seconda cima più alta del mondo l'hanno scalata. Fai 1 metro e devi respirare. Per l'uomo non è stata ovviamente una bella sensazione, per uno come lui che ha sempre fatto corsa, mountain bike e molto altro, ma siccome sono un motivatore, un motivato, ho voluto subito lavorare sulla mia testa. Gli viene chiesto se ha paura di potersi riammalare, dice di essere assolutamente tranquillo, segue uno stile di vita sano, fa attività fisica almeno 4 volte a settimana, ma per aiutare il mio sistema immunitario sto prendendo degli integratori. Il consiglio per evitare il contagio in questi giorni preoccupanti dice che bisogna stare attenti, non abbassare la guardia, dobbiamo seguire le regole ed essere ottimisti. E dico anche godetevi se potete una bella passeggiata tra i nostri meravigliosi boschi da soli, lontani da tutto. Lì si può camminare senza problemi e respirare pieni polmoni.
Dopo il ricovero l'uomo è stato ancora controllato dai medici del reparto di pneumologia, dopo un mese e mezzo dalle dimissioni è stato sottoposto ai raggi X ai polmoni e ha fatto la spirometria. Allora la situazione era ancora un po' difficile, ma ora attendo che mi richiamino per il secondo controllo. Sarà l'occasione per rivedere quel personale medico infermieristico che mi è stato tanto vicino nei giorni del ricovero. È il momento della responsabilità, lockdown mirati per zone rosse, Massaro e Padrin si appellano ai cittadini a abbassare la curva dei contagi per recuperare serenità. Si legge nell'articolo di Alessia Forzine che come per il Gazzettino ha intervistato il sindaco di Belluno e il sindaco di Longarone, presidente della provincia. Abbassare la curva dei contagi è fondamentale per evitare la saturazione dei posti letto negli ospedali e per recuperare un po' di serenità anche in vista del Natale. Il sindaco Jacopo Massaro e il presidente della provincia Roberto Padrin si appellano alle responsabilità dei cittadini. Siamo preoccupati per la situazione che si sta vivendo nel nostro territorio, premettono, sono necessarie misure per frenare la curva dei contagi, ma i lockdown devono essere mirati sulle zone rosse, non generalizzati a carattere nazionale, dicono i due sindaci. Il sindaco di Belluno dice anche stiamo a casa il più possibile e se si esce usiamo le precauzioni. E il presidente Padrin sostiene che è necessario fare sacrifici adesso per salvare la stagione invernale o sarebbe veramente un dramma. Andiamo alla prima di Belluno. Chiusa la stagione degli alberghi, incognite e timori per le riaperture. Parliamo del settore del turismo. Il mese di novembre è per consuetudine quello della sosta, c'è chi ha già ricevuto disdette e chi ha clientela affezionata. L'articolo è a firma di Francesco Dalmas. Gli ultimi alberghi di Cortina hanno chiuso ieri, quelli che restano aperti si contano sulle dita di una mano. Operano per lo più con gli addetti alle attività preparatorie ai mondiali e ai cantieri degli esercizi in ristrutturazione. E da questo punto di vista sono numerosi gli hotel impegnati, guarda caso soprattutto in Cadore, dove i costi sono inferiori. Novembre, peraltro, è il mese tradizionale del riposo, ricorda Roberta Alverà, presidente dell'Associazione Albergatori, dichiarandosi comunque fiduciosa sulla ripresa fra un mese, in particolare alla vigilia del ponte di Sant'Ambrogio. La maggior parte degli alberghi ha sospeso l'attività a settembre, dice dal canto suo Walter De Cassan, presidente di Federalberghi, gli ultimi tra sabato e ieri. Chiudiamo una stagione che si è conclusa quando è andata bene, col 30% in meno di presenze, col 60% in meno quando è andata male. E quella che si apre, gli viene chiesto e De Cassan sostiene facciamo il conto sul 50% in meno di presenze, sempre che la pandemia ci lasci lavorare, dice ancora De Cassan. So che Cortina è più fiduciosa, per sua fortuna può contare sul traino dei mondiali e gli appassionati dello sci verranno richiamati dalle piste e dagli impianti riqualificati dai campionissimi. In questi giorni i telefoni degli alberghi sono muti, fino a qualche settimana fa arrivavano disdette delle prenotazioni per Sant'Ambrogio, perfino per Natale e Capodanno e addirittura per Carnevale. Andiamo all'articolo inserito nel taglio basso di pagina. I giorni dei santi e dei defunti. I bellunesi non disertano le visite ai cimiteri, sobrie cerimonie civili. A differenza di quanto è accaduto in Trentino, dove i cimiteri sono stati chiusi per 2 giorni, ieri e oggi, nel bellunese il rito dei defunti si è ripetuto come ogni anno, con la visita alle tombe e le cerimonie religiose, senza però le tradizionali processioni dalla chiesa ai cimiteri. Nei giorni scorsi molti sindaci hanno comunque rivolto degli appelli ai cittadini per evitare assembramenti o soste non necessarie. Un rapido giro nei cimiteri cittadini ha consentito ieri di rendersi conto che i bellunesi non hanno mancato di essere presenti anche con la cura delle tombe e i loro abbellimenti. Sono state invece ridotte all'osso le altrettanto consuete cerimonie civili e militari che si svolgono tra il 1° e il 2 novembre, con alzabandiera nelle piazze e deposizione di corone e di mazzi di fiori e monumenti che ricordano le vittime civili e i militari di guerra. Ieri cambiamo argomento, non parliamo più di pandemia, non parliamo più di Covid, siamo a pagina 15 del Corriere delle Alpi, 4 persone denunciate per tentato furto. Ieri mattina i carabinieri hanno notato e seguito un'auto scura fino a Saforze dove è stato sventato un colpo. 4 persone sono state denunciate per tentato furto, è successo ieri mattina quando il nucleo investigativo e il nucleo operativo radiomobile di Belluno, sempre dei carabinieri, hanno appunto concluso un'operazione. Le 4 persone che sono state denunciate
denunciate sono una donna e 3 uomini, tutti di età compresa, il più anziano è del 66, nato nel 1966, e gli altri sono di età compresa fra i 35, fra i 25 e i 35 anni, tutti giostrai residenti in provincia di Treviso. Le accuse mosse contro i denunciati sono quelle di tentato furto in abitazione e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Negli ultimi tempi i furti nelle abitazioni sono tornati ai livelli degli anni scorsi e sono stati incrementati i servizi dei carabinieri in ambito civile. Ieri mattina una macchina di colore scuro con 4 soggetti a bordo è stata notata da una pattuglia mentre girava in maniera sospetta prima a Ponte nelle Alpi e poi a Belluno. L'auto è stata poi notata verso le 10 parcheggiata lungo via Saforze a Belluno con un uomo alla guida e altri 2 nelle vicinanze. Poco dopo i militari hanno notato una quarta persona, la donna, mentre stava uscendo dal cortile di un'abitazione in modo molto frettoloso. A quel punto i 4 sono stati fermati e sottoposti a perquisizione, durante la quale i carabinieri hanno trovato vari oggetti idonei allo scasso. Dopo averli accompagnati in caserma per sottoporli alle procedure di riconoscimento, si è appurato che la donna, con una banale scusa, aveva tentato di introdursi nell'abitazione di un'anziana che però con prontezza e decisione le aveva impedito l'accesso. L'Arma ribadisce l'importanza delle segnalazioni che i cittadini possono fare su auto e persone sospette, scusate. L'articolo è di Irene Aliprandi. E ancora, sballo di Halloween in via Sottocastello, 37 giovani identificati, sanzioni e denunce. Parliamo dell'operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza, assembramenti, alcuni anche ubriachi e senza mascherine. Massaro dice scarso senso di responsabilità tra i genitori. Sono stati 37 appunto i giovani identificati, di cui 4 sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina, 2 sanzionati perché colti in stato di manifesta ubriachezza e altri 2 indagati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale, di cui uno anche per il reato di resistenza. Sono rimasti inascoltati gli appelli del sindaco, del prefetto e delle forze dell'ordine alla vigilia della festa di Halloween. Sabato sera, infatti, in centro a Belluno erano presenti numerose persone e, come spesso accade, via Sottocastello è stata il fulcro dell'assembramento. L'articolo è a firma di Irene Aliprandi. Ieri è stata anche una giornata di soccorsi per gli uomini del soccorso alpino, una giornata impegnativa. Si sente male, batte la testa, giovane soccorso in Val Fredda. Verso mezzanotte e mezza il soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per un ragazzo che si era sentito male in una delle baite della Val Fredda. Il giovane, 23 anni, di Falcade, aveva infatti avuto un malore, era caduto a terra e aveva sbattuto la testa perdendo i sensi e riportando una ferita. Poiché la caserma non è raggiungibile se non a piedi, una squadra ha dovuto raggiungere il posto e ci è arrivato in un quarto d'ora. Medicato il giovane, che si era ripreso quasi subito, i soccorritori lo hanno caricato in barella. E ieri mattina alle 10:50 circa, invece, la centrale operativa del 118 è stata allertata per una sci alpinista infortunatasi mentre con un'altra persona si trovava sul vallone di Puntra Negra. L'elicottero del SUEM ha raggiunto il luogo dell'incidente e ha sbarcato in overring il tecnico di elisoccorso, un medico e un infermiere. La persona è stata portata per le cure del caso all'ospedale di Belluno, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, fortunatamente. Diamo uno sguardo ancora a un articolo prima di chiudere l'appuntamento di oggi con la rassegna e andiamo nelle pagine dedicate al Feltrino. In questo caso siamo specificamente a Feltre, iniziativa del comune, tutti a lezione di turismo per migliorare l'accoglienza. Il progetto per addetti ai lavori sarà messo a punto nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di far crescere ristoratori, albergatori e negozianti. Il momento di difficoltà, scrive Raffaele Scottini, non deve farci perdere di vista la programmazione a medio e lungo termine, anche e soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione turistica della nostra città. È il messaggio che lancia l'assessore al turismo e alla cultura Alessandro Del Bianco dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale di una nuova iniziativa per lo sviluppo del settore dell'accoglienza dei visitatori. Nasce quindi un percorso di formazione aperto a tutti gli operatori. I dettagli verranno messi a punto nelle prossime settimane, ma il progetto vuole costituire non soltanto uno strumento destinato agli addetti ai lavori, ma uno stimolo di crescita e una condivisione di contenuti che saranno quanto mai utili e preziosi non appena il potenziale della nostra città potrà tornare ad esprimersi appieno, sottolinea l'assessore Del Bianco.
Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento con la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave, poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto grazie a tutti per l'ascolto, un buon inizio settimana, una buona giornata e a prestissimo. Arrivederci.